Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora il mainstream ci ha provato per qualche giorno a far passare il governo di centrodestra come un governo di folli tassatori compulsivi, ma gli è andata male perché dopo poche ore si è fatta viva la capa dei tassatori compulsivi, Elly Schlein, la segretaria del PD, che appena sentito parlare di tasse si vede che si è emozionata, non ha aiutato i numerosi giornaloni organici che portano acqua al mulino democratico e che appunto stavano imbastendo l'inesistente caso delle nuove tasse nel centrodestra, e no, ci ha tenuto, ha sentito la parola magica e si è fatta viva smascherando lei stessa il bluff, perché infatti Elly Schlein ha detto per la 127esima volta che dal suo punto di vista, rullo di tamburi, la patrimoniale non è un tabù. E poi si è involuta in supercazzole sulla iniquità dell'attuale sistema fiscale, l'orizzontalità, la progressività, tutte le parole d'ordine che usano appunto tutti i socialisti a vario titolo, cioè i tassatori compulsivi, per giustificare il loro irrefrenabile istinto di mettere le mani nei portafogli e nelle vite di chi produce. Ma il concetto è che Elly Schlein solleva il feticcio di ogni tassatore vero, autentico, degno di tal nome, non inventato, e cioè la patrimoniale. Ora Elly forse non lo sa che nel nostro paese esistono già 14 tipi di patrimoniale, dovrebbe saperlo perché sono state quasi tutte introdotte dal PD o da governi di centrosinistra. E secondo uno studio recente della CGIA di Mestre, lo Stato incassa circa 50 miliardi di euro all'anno da queste patrimoniali, cioè non sono esattamente un dettaglio per il contribuente. Ovviamente quella che garantisce il gettito maggiore è l'Imutasi, ero feticcio storico della sinistra tassatrice. Poi c'è l'imposta di bollo, il bollo auto, l'imposta di registro, l'imposta sostitutiva, il canone RAI, l'imposta ipotecaria, l'imposta sulle successioni e donazioni, i diritti catastali, l'imposta sulle transazioni, l'imposta su imbarcazioni aeromobili. Ora vedete che quasi tutte queste patrimoniali già esistenti oggi, cara Elly, riguardano il ceto medio, coinvolgono il ceto medio, non sono provvedimenti rivolti alla super elite dei super finanzieri, no, sono imposte, bolli, scadenze che hanno a che fare con la vita quotidiana del ceto medio e anche del ceto medio-basso italiano. Esistono già oggi, le avete in massima parte introdotte voi e garantiscono già 50 miliardi drenati dall'economia reale verso le casse dello Stato. Ma evidentemente Elly non è contenta perché vuole qualche altra forma di patrimoniale, vuole infierire ancora di più sul ceto medio italiano. Ecco, allora vedete che qui insomma in una sorta di pubblicità comparata emerge il bluff di questi giorni. Come ha chiarito il ministro Giorgetti intervenendo a Pontida e Radio Libertà ne ha dato conto in diretta e sul sito, lui ha usato questa immagine, ha parlato del produttore di scarpe del negozio all'angolo, diciamo, a cui il governo ha fatto la flat tax fino al 15% su impulso oggettivo della Lega. Ha parlato dell'operaio di Lumezzane a cui è stato ridotto il cuneo fiscale su impulso del governo e prettamente a un'altra battaglia storica della Lega. E ha detto: io quando ho parlato a Bloomberg di sacrifici mi riferivo alla comunità finanziaria e bancaria. Noi al negoziante di scarpa, all'operaio di Lumezzane, al ceto medio-basso,
abbiamo già abbassato le tasse. Da queste parti diciamo possiamo abbassarle ancora di più, dobbiamo abbassarle ancora di più, ma questa è la posizione di Giorgetti e la politica concreta della Lega e del centrodestra al governo. Poi ti arriva Elly e ti dice che vuole la 15ª patrimoniale per infierire ancora di più sul ceto medio. Quindi il bluff è durato pochi giorni, a smentirlo definitivamente è arrivata col suo irrefrenabile istinto tassatore Elly Schlein, e quindi la ringraziamo. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto